Buonasera amici sportivissimi di Teledea, ben ritrovati quest'oggi al Pianese Stadium dal comunale di Piancastagnaio. Come potete benissimo riconoscere dalle immagini, sotto un solicello primaverile, anche se qua su il clima è sempre quello di montagna. Fatto sta che oggi arrivano i termali del Montecatini, maglia biancoceleste contro la Pianese, che oggi sfodera la maglia gialla con pantaloncini neri. La formazione di Jacobelli reduce da una sconfitta pesante sul risultato, quella contro la Colligiana. Gol Fancione al limite dell'area, Ancione, dribbling secco di Ancione, prova ad entrare dentro, Ancione non va, poi Mammetti sul recupero di Ancione e Mammetti manda fuori da un paio di metri fuori dall'area di rigore. Prova la conclusione con il destro, minuto. Taffi dribbla in questa maniera Rinaldini, pallone in area di rigore sempre per Gelli, in questa occasione Gelli viene esteso, rigore esteso Gelli al 21esimo del primo tempo. Può esserci l'arbitro sta per fischiare, fischia il direttore di gara, parte Santini, le finte di Santini, spiazza in questa maniera il portiere, pallone da una parte, Benedettini dall'altra, 1-0. Attenzione, Rinaldini recupera un gran pallone, Rinaldini, le finte di Rinaldini, steso Rinaldini, si continua a giocare, poi arriva Golfo, gol! E il gol di Ciccio Golfo che addrizza subito le sorti dell'incontro. C'era fallo su Rinaldini, che ha fatto un gran numero. Rinaldini, nonostante ha subito il fallo, è riuscito a servire per Golfo e Ciccio Golfo insacca. Gelli, Santini e Gelli, Santini in area di rigore, Benedettini si scontra con Santini, prolunga per Mammetti, il pallone filtra, Mammetti punta all'area di rigore, le finte di Mammetti, nel mezzo c'è Rinaldini, l'anticipo di Taffi, due uomini in pressing e poi Mitra con Santini, si continua a giocare, Mitra punta all'area di rigore, Mitra nel mezzo, si salva la Pianese anche in questa occasione. Casciagli, ma praticamente ci giocano sopra i compagni di Vito, vede la porta e tira di Vito, gran traversa, anzi gran parata di Benedettini che devia sulla traversa e manda in angolo a terra. Intanto c'è rimasto Gelli, poi Bindi riesce ad allargare bene per Mammetti all'incrocio dell'area di rigore, entra dentro Mammetti, le finte di Mammetti e poi Mammetti di destro, palla deviata in angolo. Ciccio Golfo attende la sovrapposizione di De Pasquale in area di rigore, dribbling di Daddario e poi il tiro con il mancino dell'esterno destro bianco-nero, esattamente al 10° del secondo tempo. Una buona Pianese in area di rigore, ancora Rinaldini attende il compagno, arriva con questa silurata e poi arriva il gol di Mammetti, ma l'arbitro ha fermato tutto per fuorigioco e poi recupera Rinaldini che vede, lancia in profondità Golfo, aggancia Golfo, prova ad andarsene Golfo, un dribbling secco, un altro Golfo, vede porta e tira. Strepitosa azione di Golfo, altrettanto strepitosa la parata di Delbino. Golfo, vede porta e tira Golfo dalla distanza, la palla che fa la barba al 7. Può ripartire la Pianese, Mammetti, siamo già da quest'altra parte, Mammetti in area di rigore, dribbling secco di Mammetti, al primo palo la mette nel mezzo. E Pinna che rilancia in avanti ma recupera Michelotti, pallone interessante dentro per Michelotti, Mitra ci prova l'angola ma c'è un super Benedettini che con la manona manda in angolo, grandissima occasione gol e finisce qua dunque l'incontro, finisce 1-1 tra Pianese e Montecatini. La partita è stata veramente bella per almeno 75 minuti, poi le squadre, soprattutto quella del Montecatini, si è accontentata del pareggio.